Vittorio Veneto il ballottaggio vedrà di fronte centrodestra contro centrosinistra, un non professionista della politica come Giuseppe Costa contro uno molto più navigato, il leghista Gian Antonio D'Arè. Per il ballottaggio abbiamo fatto ieri sera una valutazione dei dati. Abbiamo letto i numeri, e i numeri appunto secondo la mia teoria vanno letti, non vanno interpretati. I numeri ci dicono chiaro che dobbiamo cercare un consenso tra parecchi, in altri gruppi. Noi abbiamo già il PDL con noi e lo siamo assieme a Forza Italia da 5 anni, e sono ancora con noi e quindi si continuerà così. Il PDL è già con Tony D'Arè. Il 20% di De Bastiani del PDL, aggiunto ai voti della Lega, metterebbe già ora fine alla partita. Per la candidatura di Costa, che parte dal 21% e deve recuperare 18 punti su D'Arè, potrebbe non bastare dunque l'appoggio di Adriana Costantini, 11% al primo turno con l'Italia dei Valori. Ma quali sono le priorità per Vittorio Veneto, secondo i due candidati al ballottaggio? Abbiamo due cose importanti, due punti nevralgici di viabilità che sono il traforo di Sant'Augusta e la bretella, sono le cose importanti che dovrà fare la prossima amministrazione, al di là che ci sia Tony D'Arè o ci sia Costa. I due punti su cui ho battuto: legalità e trasparenza e centralità della persona. Si voterà domenica 21 e lunedì 22 insieme ai 3 referendum sulla legge elettorale e un dato che potrebbe incidere ancora di più, come spesso succede al secondo turno, è quello dell'astensionismo, già incisivo tra sabato e domenica scorsi. In effetti l'astensione non è mai un aspetto positivo, anzi significa che il cittadino comincia a essere un po' stanco. Invito tutti i cittadini a votare, di essere partecipi all'amministrazione comunale, dare il proprio apporto con il voto e naturalmente scegliere secondo coscienza.